Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Vogliamo sapere perché è morta Simona, distrutti e in lacrime i parenti della ragazza deceduta in circostanze ancora misteriose durante una festa in piscina nel Palermitano. Molti punti non convincono né la famiglia né il legale che dice riteniamo anomalo il mancato sequestro della villa in cui tutto è successo. Domenica da bollino rosso, ma intanto è ancora sangue sulle strade siciliane. A Palermo muore un motociclista di 20 anni dopo uno scontro contro un'auto. A Catania scoperte gravi irregolarità in un bar-ristorante di Piazza Europa. Cibo avariato, scaduto e muffa negli alimenti. Sospesa l'attività del laboratorio, denunciato il titolare. La storia del giornalista che dopo una frattura è stato trasportato in moto Ape perché l'ambulanza era guasta. È successo a Stromboli, il presidente Schifani manda gli ispettori. È entrato in attività il nuovo dissalatore di Porto Empedocle, il primo dei 3 impianti strategici realizzati dalla Regione per contrastare l'emergenza idrica in Sicilia. Turismo, la Sicilia si afferma fra le destinazioni più ambite nel 2025. Taormina, Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa, le mete preferite, offerte variegate che coinvolgono anche il ragusano. Intanto a Noto la moda incontra l'arte e la cultura. Calcio, il Catania ha concluso il ritiro di Norcia con il test vinto 6-1 con i dilettanti del Monte Spaccato. Sul mercato si cerca ancora un centrocampista e una punta. Di nuovo bentrovati. In apertura la tragica morte di Simona Cinà. Vogliamo solo sapere perché nostra figlia non c'è più. I genitori della ragazza chiedono giustizia e chiarezza sulla dinamica di ciò che è avvenuto in piscina durante una festa a Bagheria nel Palermitano. Distrutti e in lacrime i familiari, come sentiamo nel servizio di Marco Gulla. Cosa è successo? Perché è morta in una festa? Perché? Vogliamo sapere solo cosa è successo a mia figlia. Il volto tirato, la voce spezzata dalle lacrime, un dolore che si ripete come un mantra disperato. Voglio sapere cosa è successo. La madre di Simona, la ventenne morta in una villa di Bagheria, chiede chiarezza sul decesso della figlia. Piange disperato il papà della ragazza. Non è normale che non c'era solo bottiglie d'acqua, la piscina pulita. Siamo stati chiamati, anzi noi abbiamo chiamato alle 4:45, mia moglie ha chiamato perché ancora non ci chiamava nessuno. Abbiamo chiamato per caso sentito tutto ciò. Accanto ai genitori ci sono Roberta e Gabriele, sorelle e fratello di Simona. Le loro dichiarazioni vengono interrotte dal pianto, dalle lacrime di una morte misteriosa. Quando abbiamo capito che l'avevano trovato a testa supina, quindi con la faccia verso l'alto, abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Pure perché Simona non era annegata, probabilmente, dato che era con la faccia in su. Ci sono troppe cose strane. Siamo arrivati, non c'era niente, era tutto pulito. Zero alcol in giro, nulla. Una festa con tantissime persone, erano 80 persone, non c'era niente che potesse essere chiamato festa, c'era ancora il DJ set e basta. Molti punti non convincono né la famiglia e né il legale che dice riteniamo anomalo il mancato sequestro della villa in cui è morta Simona Cinà. La console è stata rimossa dopo poche ore perché, pensate, la villa va affittata per un'altra festa. Domani la procura di Termini Imerese conferirà l'incarico per l'autopsia. Al momento non ci sono indagati. Cambiamo argomento, esodo d'agosto, oggi bollino rosso, ma le strade siciliane si macchiano ancora di sangue. A Palermo un altro incidente mortale, un ventenne si è scontrato con la sua moto con un'auto e ha perso la vita. Il servizio di Giusy Lazzara. Ancora sangue sulle strade di Palermo. Incidente mortale in via P3. Un ventenne perde la vita nello scontro frontale tra la moto che guidava, una Yamaha, e un'auto, una Lancia Y. Grave il passeggero della moto, un 17enne che ha riportato lesioni ed è ricoverato in prognosi riservata al civico. Nello stesso ospedale deceduto invece il ventenne poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Illesi gli occupanti dell'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco per prestare i soccorsi e mettere in sicurezza l'auto.
dell'area. Ieri un altro incidente nella zona dell'imbarco nello scalo Falcone Borsellino a Palermo, tra un pullman che trasportava i passeggeri all'aereo e un Ambul Lift, il mezzo con a bordo 10 disabili in transito nello scalo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e i medici in servizio dell'aeroporto. 3 passeggeri sono rimasti feriti, ma in modo lieve. E intanto oggi traffico da bollino rosso sulle strade e autostrade siciliane per il primo fine settimana d'agosto da esodo. E per chi arriva potrà godere di una temperatura nella media stagionale tra i 30 e i 33 gradi e giornate senza nuvole. A Catania controlli interforze portano alla scoperta di gravi irregolarità in un bar-ristorante di Piazza Europa. Cibo avariato, poi sequestrato, attività sospese e denuncia al titolare. Multe per oltre 20.000 euro. Eva Spampinato. Probabilmente gli ispettori, quando sono entrati per il controllo all'interno di un bar-ristorante in zona Piazza Europa a Catania, non immaginavano di trovare una situazione così critica. Una task force ha passato al setaccio il locale riscontrando gravi irregolarità. Le sanzioni superano i 20.000 euro. Tra le violazioni, cartelli obbligatori assenti, occupazione abusiva del suolo pubblico, musica senza autorizzazione e 2 lavoratori in nero. Ma la situazione peggiore l'hanno riscontrata nel laboratorio collegato al locale, di cui è stata disposta la sospensione per carenze igieniche. Sequestrati e distrutti 190 kg di alimenti privi di tracciabilità, alcuni scaduti e con muffa. Altri 6 kg di carne e pesce non idonei sono stati eliminati sul posto. Il titolare è stato denunciato anche per violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Controllata anche una gastronomia vicina, qui solo sanzioni minori per un totale di circa 1.000 euro. Adesso ci spostiamo a Stromboli, nelle Olie, dove un giornalista si rompe il femore ma l'ambulanza è guasta, così il malcapitato collega viene trasportato in motoape, poi nell'isoccorso a Messina. Il caso ha suscitato eco mediatico dopo il racconto dello stesso cronista sui social. Interviene anche il presidente della regione. Sentiamo Francesco Triolo. Scatta l'ispezione a Stromboli dopo l'episodio verificatosi nei giorni scorsi sull'isola al giornalista Francesco Viviano, un caso che ha suscitato eco mediatica dopo il racconto dello stesso Viviano sui social. Caduto a Stromboli e rimasto con una frattura al femore, è stato trasportato su una motoape all'elisuperficie dell'isola a causa dell'assenza dell'unica ambulanza fuori uso da mesi, quindi l'arrivo in elisoccorso all'ospedale Papardo di Messina. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha chiesto all'assessore alla salute Daniela Faroni di avviare un'ispezione presso la struttura ospedaliera e l'assessore ha incaricato il dirigente generale del DASOE, Giacomo Scalzo, di attivare immediatamente le verifiche del caso. La commissione ispettiva si è insediata questa mattina al Papardo per accertare le ragioni della lunga attesa, circa 4 ore, prima del trasferimento del paziente al Policlinico, dove è stato successivamente operato. Se Schifani annuncia che si farà di tutto per accertare le responsabilità e prevenire episodi simili, soprattutto nelle isole minori, l'assessore Faraoni ammette le difficoltà logistiche dell'isola di Stromboli, dove un normale mezzo di soccorso non può transitare. A settembre è prevista la consegna di un veicolo speciale già acquistato dall'ASP di Messina per garantire trasporti in sicurezza. La motoape ambulanza di Stromboli non è che l'ultimo scandalo di una sanità allo sbando, ha detto il deputato dei 5 Stelle Antonio De Luca, e non certo per colpa di medici e operatori sanitari che si fanno in 4 per tenere a galla una nave palesemente alla deriva. De Luca ha ricordato anche il caso della frattura alla gamba trattata all'ospedale di Patti con il cartone, dell'uomo morto a Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero in attesa di intervento chirurgico, delle lunghe liste d'attesa. Ha cominciato a produrre acqua potabile il nuovo dissalatore di Porto Empedocle, il primo dei 3 impianti strategici realizzati dalla Regione per contrastare l'emergenza idrica in Sicilia. Da poco sono stati immessi in rete 50 litri al secondo di acqua dissalata a servizio della città di Agrigento. Gradualmente l'impianto avrà un progressivo aumento della produzione di acqua fino a circa 100 litri al secondo. Per la realizzazione dei 3 impianti, oltre a quello di Porto Empedocle, sono in corso quelli di Gela e Trapani. Lo ricordiamo, la regione siciliana ha messo a disposizione 110 milioni di euro.
Manca un dolce senza lattosio, come richiesto, ma forse troppo tardi, e il ricevimento nuziale si trasforma in rissa con il titolare del ristorante aggredito dal padre della sposa e da alcuni invitati. È accaduto la scorsa notte in un locale di Marsala. La vittima è stata colpita con una sedia e poi assalita alla gola da più persone, raccontano i dipendenti. Alcuni tavoli e sedie sarebbero stati poi danneggiati, allertati telefonicamente. Sono arrivati i carabinieri e polizia che hanno riportato la calma. La Sicilia, per storia, paesaggi e offerte turistiche, si afferma come una delle destinazioni più ambite nel 2025. Taormina, Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa sono le mete più ricercate. La provincia di Ragusa si attrezza, ma mancano strutture top level. Veronica Barbarino. Arte, cultura, enogastronomia e strutture alberghiere di qualità. Cresce per le vacanze la domanda di esperienze personalizzate e servizi impeccabili da parte dei viaggiatori e la Sicilia si afferma una delle destinazioni più ambite del 2025. In testa Taormina, regina del lusso con boutique hotel e resort da sogno. Seguono Palermo con la sua storia, Catania con il suo centro e l'Etna che la guarda dall'alto, Agrigento e Siracusa con le loro bellezze architettoniche e artistiche. E in provincia di Ragusa si punta su barocco, territorio e ospitalità esperienziale. È un'offerta turistica lenta che cerca di far vivere quella che è l'essenza del sud-est della Sicilia, quindi con il suo barocco, con le sue emergenze naturalistiche, con le sue attrazioni culturali, ma anche con le produzioni enogastronomiche, le ricette locali, i luoghi di Montalbano. Noi stiamo lavorando per organizzare sempre meglio le azioni di promozione e attrarre nuovi flussi di turismo consapevoli e interessati ad approfondire quelle che sono appunto le attrazioni di quest'area. Nonostante gli sforzi su una programmazione di qualità, gli operatori ragusani del settore lamentano infrastrutture carenti, scarsa presenza di strutture top level e poco personale formato. Resta comunque una Sicilia che guarda al roseo futuro, secondo i dati sugli introiti derivati dalla tassa di soggiorno dell'anno scorso. Oltre 40,5 milioni di euro di incasso posizionano la nostra isola in vetta tra le regioni d'Italia. E intanto il Val di Noto si afferma come nuova destinazione culturale e creativa. Lo splendore barocco si mischia con le tendenze contemporanee. È il nuovo Sud che affascina il mondo e che si fa scegliere, come scopriremo nel servizio di Eva Spampinato. Cose grandi alla sanità, ovunque siate, non accontentatevi di meno. Comprare, ammassare, consumare non basta. Abbiamo bisogno di alzare gli occhi, di guardare in alto alle cose di lassù. Ha detto questo il Papa Leone XIV, rivolto al 1 milione più di giovani a Tor Vergata, provenienti da 147 paesi. Una marea di ragazzi e tra loro anche i 2000 partiti dalla Sicilia. Vedete proprio le immagini. L'omelia della messa conclusiva del Giubileo dei Giovani è stata tutta rivolta all'essenza della sfida interiore del nostro tempo. Il messaggio più forte all'Angelus: un mondo di pace possibile. Ha detto il Papa, siamo con i giovani di Gaza, con i giovani dell'Ucraina e di ogni terra insanguinata dalla guerra. Voi siete il segno che un altro mondo è possibile, ha detto appunto questo il Papa, rivolto proprio ai giovani. Nei fondali di Ispica è stato portato alla luce un antico relitto greco, l'ennesima testimonianza che la centralità della Sicilia nel bacino del Mediterraneo ha radici antiche. Orazio Longo. Un altro tassello della storia del Mediterraneo riaffiora dai fondali della Sicilia, al largo di Santa Maria del Focallo a Ispica, nel Ragusano. Un relitto greco a 6 metri di profondità, databile tra il VI e il V secolo a.C., a testimonianza di come la nostra isola sia stata centrale negli interessi del Mediterraneo sin dall'antichità. Ecco nelle immagini l'intervento dei sommozzatori durante la 6ª campagna di archeologia subacquea condotta dall'Università di Udine e dalla Soprintendenza del Mare della regione siciliana. Oltre alla struttura della nave,
Le ricerche hanno permesso di recuperare l'albero, ceramiche a figure nere, un piccolo unguentario con incisa in lingua greca la parola nau, nave, e un pezzo di cima utilizzata a bordo dell'imbarcazione. Ottimo lo stato di conservazione, i resti della nave, inizialmente sepolti da uno strato di sabbia e massi, sono stati portati parzialmente alla luce a partire dal 2024. La nuova campagna ha permesso di avanzare allargando la trincea di scavo fino al totale esaurimento del deposito. Ciò ha consentito di individuare altre parti dell'ossatura della nave, fra cui il paramezzale, una trave che tiene le costole dello scafo, e una delle sue 2 ruote. Le operazioni si sono protratte per 5 settimane e hanno permesso inoltre di documentare i resti attraverso rilievi diretti e riprese fotogrammetriche con la realizzazione di un modello tridimensionale. Le ricerche rientrano nel più ampio progetto di collaborazione scientifica Caucana Project. Quello di Ispica si aggiunge ai relitti Marausa 2, a quello delle colonne di Taormina, Gela 2 e ai reperti sommersi di Ustica, che vedono il regista Martin Scorsese lavorare al suo Shipwreck of Sicily, docufilm sui resti subacquei individuati e scavati dalla soprintendenza. Prima del prossimo servizio torniamo a parlare della notizia con cui abbiamo aperto il nostro telegiornale, la morte di Simona Cinà, perché c'è una notizia dell'ultima ora battuta dalle agenzie. Nell'inchiesta appunto sulla morte di Simona Cinà, la ventenne, deceduta in una piscina durante una festa di laurea a Bagheria, la Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Secondo quanto appreso dall'ANSA, l'ipotesi al momento ritenuta privilegiata resta comunque quella di un malore o di un incidente, senza però la responsabilità di altre persone. Ritorniamo adesso alla scaletta del TG con il nuovo libro di Mario Giordano che si intitola Dynasty e racconta di 4 potenti famiglie del capitalismo italiano, dal loro boom al loro declino tra lussi e intrighi. A Modica la presentazione. Veronica Barbarino. Lotte per l'eredità, orecchini da 78 milioni di euro, le spie, quadri nascosti e tesori portati all'estero, evasione fiscale per milioni di euro e famiglie che si arricchiscono sulle disgrazie degli italiani. Non sono gli elementi fantasiosi di un romanzo, ma la storia di 4 ricche famiglie italiane. Le racconta Mario Giordano nel suo libro Dynasty, presentato a Modica all'interno della rassegna letteraria Scenari. Come una celebre soap statunitense degli anni '80, dal loro boom al loro declino, tra lussi e intrighi, il nuovo libro di Mario Giordano racconta della famiglia Agnelli, Benetton, Del Vecchio e De Benedetti. Quelli che negli anni passati si diceva il grande capitalismo familiare, quello che doveva condurre l'Italia, invece in un difficile passaggio generazionale si vede la decadenza dei costumi e dell'economia, per cui si vedono famiglie sempre più ricche che però si arricchiscono sulle disgrazie del paese, non più facendo crescere la ricchezza, cosa che è giusto che gli imprenditori facciano, mentre qui ci sono delle ricchezze che continuano ad aumentare mentre le fabbriche chiudono, i negozi chiudono e il paese è in difficoltà. Basato su fatti di cronaca, Giordano dimostra come queste famiglie abbiano non solo un tracollo economico, ma anche di valori. La lite d'eredità degli Agnelli, il comportamento dei Benetton col crollo del Ponte Morandi, che quindi c'è una decadenza non soltanto dei valori economici, famiglie che sono cresciute anche con i soldi dei contribuenti italiani, che poi si comportano così, ma che danno anche una lezione molto lontana da quello che ci saremmo aspettate. Finiscono quindi le dinastie e iniziano le soap all'italiana, in cui si evidenzia un dramma morale dietro l'apparenza del successo, che sacrifica memoria, famiglia e dignità in nome di una sconfinata avidità. Adesso una pausa per noi, ci ritroviamo fra pochissimo con la pagina sportiva, vedremo i 6 gol del Catania nell'ultimo test di Norcia, fra poco. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale con lo sport in primo piano, il calcio, con l'amichevole del Catania, con i dilettanti del Monte Spaccato, vinta 6-1 dai rossazzurri, che ha concluso il ritiro di Norcia. Adesso per gli etnei un po' di riposo, la dirigenza invece lavora per completare l'organico con un centrocampista e un attaccante, Sergio Colosi.
6-1 per il Catania, l'amichevole con la formazione di Serie D del Monte Spaccato che ha concluso il ritiro di Norcia. 3-4-2-1 di Toscano, con Dini in porta, difesa con Di Gennaro centrale, ai lati Pieraccini e Celli, interni di centrocampo Corbari e Quaini, esterni Casasola e Donnarumma, sulla tre quarti Lunetta e Cicciarelli, con forte punta centrale. A riposo tra gli altri Di Tacchio, Luperini, Stoppa e Rolfini. Nel primo tempo, dopo il vantaggio laziale di Colasurdo al 24esimo, pareggio di Cicciarelli 2 minuti dopo. Sorpasso rossazzurro prima del riposo con forte su rigore e Lunetta tra il 42esimo e il 43esimo. Nella ripresa il Catania cambia 10/11, confermato solo Guaini. Doppietta di D'Andrea a segno al 9 e al 13esimo, rete di Raimo al minuto 35. 3 giorni di riposo, giovedì la ripresa della preparazione in città, domenica prossima amichevole al Massimino in occasione della presentazione della squadra ai tifosi. Sul mercato Pastore lavora su centrocampo e attacco per un definitivo salto di qualità, operazioni da concludere dopo la partenza dei calciatori in esubero che non rientrano nei piani di Toscano. Il Trapani, vicino al centrocampista Michele D'Ausilio, riparte da Valderice per la seconda fase del ritiro, mentre il Siracusa, annullata la sede di Canicattini, proseguirà ad allenarsi al De Simone. Gianluca Contini, ex Virtus Verona, guiderà l'attacco azzurro insieme a Giuseppe Guadagni. Un'altra pausa per noi, ci ritroviamo fra pochissimo. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.